Verona Vinitaly 2013, siamo in Puglia nel padiglione della cantina Conte Zecca, come vedete appunto anche dietro di noi, siamo in compagnia del direttore, il signor Antonio Romano. Un bilancio di questo Vinitaly 2013 cosa ci può dire? Ma direi un bilancio positivo, anche se le aspettative erano un po' negative, visto le condizioni generali economiche, però abbiamo notato comunque molto interesse. Per fortuna il settore del vino continua a essere un aspetto molto importante della nostra economia, per cui l'abbiamo riscontrato poche settimane fa al Provine, abbiamo avuto un ulteriore riscontro anche in occasione proprio del Vinitaly, di conseguenza diciamo tutto sommato ci sono delle prospettive piuttosto positive, almeno per i nostri vini. Vini sicuramente da raccontare, la vostra azienda ha qualche prodotto che merita qualche parola in più della semplice nome e di essere un po' più conosciuto. Sì, una cosa da sottolineare è che la nostra è un'azienda agricola, cioè un'azienda di produzione, è un'azienda agricola del Salento, sono 320 ettari di vigneto, quindi insomma è una quantità molto importante di produzione e lavora i prodotti tipici insomma, del Salento. Qua abbiamo un esempio di alcuni prodotti che abbiamo voluto un attimo mettere in evidenza e che sono rappresentati prevalentemente dal Negro Amaro, dal Primitivo, che sono un po' i nostri prodotti più rappresentativi dell'enologia pugliese. E la nostra azienda in particolare sono anni che coltiva e sta sviluppando anche il discorso dell'aglianico in purezza che noi abbiamo nel terra, e poi c'è il nero che rappresenta diciamo, un matrimonio tra il vitigno tradizionale del Negramaro con un vitigno internazionale qual è il Cabernet Sauvignon. Un forte legame col territorio, una regione, la Puglia, che vuol crescere e si vuole affermare. Quali gli scenari futuri secondo lei? Ma gli scenari futuri è chiaro che è un settore in cui c'è una continua evoluzione, necessità di continuare a fare qualità, di lavorare in maniera seria e diciamo da questo punto di vista credo che ci possano essere anche gli spazi per questi vini pugliesi che negli ultimi anni sia in Italia ma soprattutto all'estero stanno riscontrando veramente un grande favore di pubblico.